Salve e benvenuti al nuovo tutorial della CISL del Veneto riguardante l'emergenza coronavirus. Oggi ci occupiamo del mondo delle partite IVA e dei lavoratori atipici e vediamo cosa prevede il decreto Cura Italia rispetto a queste figure. Ci dà una mano il nostro esperto in materia, che è Emiliano Galati, segretario regionale della FES CISL. Ciao Emiliano. Ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Allora Emiliano, cosa ci racconti rispetto alle novità del decreto Cura Italia per queste persone? Cosa c'è di rilevante? Diciamo, partiamo dalla cosa che più, diciamo, riguarda anche le famiglie, cioè per la prima volta esiste un congedo straordinario esteso ai lavoratori autonomi e alla gestione separata, cioè tutte le persone che sono iscritte alla gestione separata possono accedere a questo tipo di congedo, cioè per chi ha i figli sotto i 12 anni avrà la possibilità, vista una riduzione del 50% della propria retribuzione, a partecipare a questo tipo di indennità. Ok, e per quanto riguarda le indennità di cui si parla rispetto agli aiuti, no? Si dice che si è sentito parlare che ci sono degli aiuti per le partite IVA e per i lavoratori atipici. È vero? E di cosa si tratta e di quanto si tratta? Sì, si tratta di una somma una tantum, cioè per il mese di marzo verrà dato 600 euro alle partite IVA individuali non iscritti ad albo, a casse e a ordini professionali e alle collaboratori coordinati e continuativi iscritte alla gestione separata. L'importante sottolineare è che questa cifra non concorrerà al reddito imponibile complessivo sul 2020, quindi è una possibilità in più per queste figure professionali che mai avevano avuto un'indennità. Ok, e ci aiuti anche a capire un momento cosa si intende quando sentiamo parlare di fondo di ultima istanza, questa forma nuova che è stata introdotta. È legato alla somma dei 600 euro, o meglio, il bonus dei 600 euro viene dato solo alle partite IVA individuali, mentre questo fondo di ultima istanza è una somma che verrà data a tutti i lavoratori professionisti autonomi iscritti ad albi, a casse, agli ordini professionali. Quindi sostanzialmente con queste due misure, il bonus 600 e questo fondo di ultima istanza, si copre tutto l'arco del lavoro autonomo. La cifra verrà definita all'interno delle linee guida del decreto. E per quanto riguarda invece la disoccupazione, quindi la NASPI, la Discol, ci sono delle novità, delle differenze? Ecco, qui le novità sono solo sui termini, cioè un collaboratore coordinato continuativo che perde il lavoro non dovrà più avere la possibilità di fare la discall entro 68 giorni, ma si posticiperanno i termini fino a 128 giorni. Quindi un collaboratore perde il lavoro, avrà 128 giorni per spedire telematicamente all'INPS la domanda di disoccupazione che in questo caso si chiama discall. Perfetto. E per quanto riguarda il fondo prima casa, abbiamo sentito che ci sono delle norme di favore per quanto riguarda il mondo delle partite IVA e degli atipici. Ci Sì, aiuti? perché anche qui c'è un allargamento alla figura dell'accesso del fondo prima casa ai lavoratori autonomi e ai co-co-co, nel senso che per 9 mesi massimo vengono posticipate, sospese le rate mensili del mutuo, chi ovviamente ha contratto un mutuo, a patto che si possa dimostrare dopo il 21 febbraio del 2020 di aver ridotto la propria attività, il proprio fatturato di almeno il 33% rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Quindi di fatto c'è questa possibilità e di, senza presentare ISE, ma semplicemente con un'autocertificazione, c'è questa possibilità in più per le partite IVA e per i collaboratori coordinati continuativi iscritti in maniera esclusiva alla gestione separata. Ok, perfetto, molto esaustivo. A me rimane quindi solo da ricordare che c'è la nostra infoline attiva della CISL del Veneto alla mail coronavirus@cisveneto.org che raccoglie tutti i quesiti o le necessità di approfondimento rispetto ai temi di cui ci ha parlato Emiliano
E vi saluto anche Emiliano e lo ringrazio per essere stato chiaro e per essere Grazie stato a con voi. noi, e diamo l'appuntamento al prossimo tutorial. Grazie a tutti. Grazie.